Guardate, perché è un concetto semplice. Se noi facciamo la domanda why I do what I do, e why si tende il valore, il principio. Quindi per me, quando tu mi vedi che parlo di questa cosa, mi vedi autentico, credo, perché io credo in questa cosa. Io ho un why molto forte, che non è soldi, finalmente, è proprio il perché, il mio obiettivo. Quindi se io riesco a, per esempio, questo ruolo, come avere il superpower. Tu hai un superpower. Quindi quei studenti che iniziano, un adulto che si presenta dentro la scuola British di Bassano, un adulto che arriva, ha fatto un viaggio, bussa alla porta, entra lì, per me è un supereroe. È un supereroe. Un solo discorso sei riuscito ad inserire appunto il valore. Assolutamente. Partire da un why di valore, passare a un how, a un come di valore e arrivare al target finale, il grande valore del cosa alla fine riusciamo a raggiungere, grazie però a un why e a un how ben meditati e che ci aiutano a capire non soltanto il cosa stiamo facendo, ma il consapevole della sua emozione e fai fatica. Invece se tu prendi consapevolezza di questa emozione, cominci a comunicare con consapevolezza, con identità, con forza e autenticità, col tuo accento, e vinci. E questa è una bomba. Thanks for listening to Campus Cast. Subscribe for more insights and conversations. See you next time.